Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta insieme alla CGIL risponde come ogni giovedì, titolo che dice già tutto, tasse vi aiutiamo noi, cioè meglio loro, adesso ve li presento, cominciamo da Monica Giomo, direttore servizi Treviso SRL, buongiorno Monica. Buongiorno a tutti. Ben trovata anche a Giuliana Maffei, responsabile fiscale della Servizi Treviso SRL, e a Graziano Basso, responsabile fiscale, anche lui. Buongiorno Graziano, il nostro computer, come diciamo ogni giovedì. Ecco, quindi adesso fate le domande più complicate allo 0422 1626 798. Monica, cominciamo da una cosa che abbiamo già anticipato anche giovedì scorso, che era importante dirlo subito, cioè nodo ISEE. Cosa è cambiato? La revoca della sospensione prevista per il 15 maggio, di fatto siamo ripartiti senza nessuna interruzione e quindi di servizio per i cittadini. Sapete che era in previsione questo blocco dovuto al fatto che la convenzione che ci permette di lavorare veniva di fatto, non è stata rinnovata e quindi chiaramente in qualche maniera si doveva agire nei confronti dell'INPS per chiarire un attimo qual era la posizione delle strutture che danno questo tipo di servizio ai cittadini. Fortunatamente nella prima settimana di maggio, entro il 15, si è giunti ad un accordo che ha visto mettere di buon accordo le parti coinvolte, quindi sia i centri di assistenza fiscale e naturalmente anche l'INPS in questo caso, e quindi di fatto non c'è stata nessuna interruzione e i cittadini tranquillamente hanno proseguito come nulla fosse a recarsi presso le nostre sedi per tranquillamente elaborare e predisporre la loro DSU. DSU, quindi sappiamo che è una dichiarazione che mette insieme tutti i redditi, i patrimoni di tutti i componenti nuclei familiari, permette di ottenere un valore e da quel valore ISEE uno può ottenere sconti e benefici. Perché quindi sarebbe stato un problema grande anche per le famiglie. Non indifferente, decisamente. Però è andata bene fortunatamente una presa di coscienza rispetto magari al lavoro importante, visti anche i numeri importanti che vengono elaborate. Queste DSU permettono a tutti i cittadini di poter beneficiare effettivamente. Anche perché appunto non avevamo ricordato che mancando questo accordo con Roma voi svolgevate anche questo servizio. Sì, comunque è un servizio gratuito per il cittadino, però metteva anche chi opera in una situazione di difficoltà, soprattutto anche nei confronti del garante della privacy, perché giustamente in assenza di convenzione utilizzare dei dati personali dei cittadini non è una cosa giustamente che può essere fatta, e quindi siamo ben felici che le cose siano andate bene e ci sia stato un riconoscimento dell'attività svolta da parte nostra. Ricordatevi 0422 16 26 798. Ci sono altre novità comunque, no Monica? A parte che abbiamo un'ora di tempo da passare insieme, però che novità? Volevo ricordare che con Graziano e Giuliana, come un po' abbiamo fatto nelle puntate precedenti, vogliamo dare qualche indicazione in più sulla base magari anche dell'esperienza di questo periodo, dato che è un periodo per noi molto intenso, perché appunto stiamo elaborando le dichiarazioni reddituali, in particolar modo 730, ma poi parleremo anche di ex unico che adesso si chiama redditi PF, anche con Graziano, e quindi di fatto da questa esperienza Graziano e Giuliana cercheranno di dare, come abbiamo fatto con gli scontrini della farmacia, alcune informazioni proprio di uso comune per tutti quanti, per poter andare bene. Lo scontrino della farmacia avevamo detto che dovevano esserci indicate tre cose fondamentali, perché sennò non è più come semplice come prima. Esatto. Qualità, quantità. Sì, vabbè, detto così, light. secondo te me lo ricordo. Allora, era il farmaco. Quantità 1, 2, 3. Qualità, farmaco, parafarmaco non va, farmaco, ticket, OTC, dispositivo medico, tutte queste cose devono essere specificate. Poi la terza cosa è che ci fosse il codice fiscale. Esattamente, il codice fiscale che quindi va consegnato. Attenzione, perché magari qualcuno non ve lo chiede o vi dimenticate, ma ci devono essere indicate queste tre cose. Se non se lo ricordano basta che chiedano lo scontrino parlante, che è l'equivalente della fattura, è obbligatorio. Ma questa però è una novità, aspetta. No, la settimana scorsa avevamo detto, certo che lo scontrino parlante lo sapevo, però avevamo detto che ci devono essere le tre cose, se no dico... Basta che dica, quando chiedo questa scontrino cosa, parlante. lo scontrino parlante. E il farmacista sa che deve indicare quelle tre cose. Sì, perché c'è il codice fiscale. Ma non c'era stato quel problema per cui alcuni farmacisti non avevano segnato comunque? Sì,
È vero, ma abbiamo anche risolto questa cosa perché siamo riusciti a Cioè se io chiedo comunque lo scontrino cittadini. parlante, poi loro lo fanno parlare un po' meno, nel senso che non segnano tutte e tre Si cose. guarda che cosa hanno indicato, ma quello di solito succede quando in corso d'anno hanno fatto la sostituzione di un registratore di cassa e a seguito di un errore di programmazione non viene correttamente esposto il nome cioè il codice IC che identifica il farmaco, oppure la dicitura farmaco, oppure non mette in correlazione le tre cose nella maniera corretta, per cui non si può capire guardando direttamente lo scontrino. In alcuni casi siamo riusciti tramite un'attestazione fornita dalla farmacia stessa e a seguito dell'esposizione di questo tipo di errore, con l'attestazione riusciamo a documentare con l'assunzione di responsabilità del farmacista che non sono state esposte tutte le caratteristiche, ma sono comunque riconducibili. Erano un po' meno parlanti, non erano muti. Ecco, quindi bueno, si è riusciti a fare lo stesso. Quindi ricordatevi, scontrino parlante, indicate queste tre Tanto è vero che ci hanno chiesto anche le farmacie, è arrivata anche oggi stamattina una mail da una farmacia, ha detto onde evitare di fare cavolate con la sostituzione del registratore di cassa, se mi mandate la normativa mi adeguo, così non abbiamo problemi né noi con i nostri clienti né voi quando poi vi tornano l'anno successivo, perché giustamente come dicevamo, se facciamo le cose in corso d'opera riusciamo anche a sanarle e si sistemano. Una volta fatte a consuntivo, come per la dichiarazione dei redditi che è l'anno successivo, è un po' difficile poi documentare e articolarsi tra la normativa articolata e di conseguenza si cerca di mettere un po' a posto la posizione alla bene meglio, che non è mai il caso. Allora ricordatevi quindi ancora una volta 0422 1626 798. Monica, ti abbiamo interrotto, scusami, che cosa dovevamo aggiungere? Allora, volevo intanto introdurre un po' gli argomenti di cui parleranno Giuliana e Graziano, dicendo che parleremo di impossibilitati alla firma, di assicurazioni, di eventualmente attestazioni di condomini e anche di scadenze. Volevo ricordare a tutti infatti che Servizi Treviso, prima di tutto, quindi il CAF della CGIL, si preoccupa di assistere i cittadini non solo nella compilazione e trasmissione della dichiarazione 730 naturalmente, ma si occupa di assisterli su tutti quei aspetti fiscali che riguardano eventuali, per quanto riguarda l'attività fiscale, cartelli esattoriali che possono arrivare, avvisi di varia natura di cui poi parlerà anche Graziano, perché c'è una novità rispetto agli immobili, che arriveranno dei controlli quando gli immobili non sono accatastati correttamente, ma ve ne parla Graziano. Sì, no, perché se diciamo così scatta l'allarme adesso. No, perché diciamo solo per una parte. È una categoria ristretta, Solo per una parte. sappia. Non è per tutti, ma è bene giustamente avvisare, questo è il nostro impegno, è il nostro interesse. E poi ci occupiamo chiaramente anche di elaborare le dichiarazioni di successione, che sono appunto quelle dichiarazioni che purtroppo devono essere prodotte e redatte quando una persona viene a mancare, quando sussistono chiaramente determinate condizioni. Ci occupiamo della predisposizione delle colf, dei contratti di assunzione delle colfe badanti tramite un professionista chiaramente, e poi gestiamo tutta la partita dei titolari di partita IVA, e quindi a qui mi ricollego al fatto che non facciamo solo 730, ma facciamo anche quello che veniva chiamato unico e quindi adesso si chiama redditi IPF. Lo facciamo sia per conto di coloro i quali hanno partita IVA, ma naturalmente anche per i cittadini normali, di cui poi parlerà magari Graziano, che non possono, non vogliono fare il 730 e quindi hanno un'ulteriore alternativa. Noi ricordiamo anche le scadenze, perché sono importanti. Siamo quasi a fine maggio e quindi il nostro lavoro proseguirà fino a fine luglio quest'anno per la compilazione dei 730, perché ci possiamo protrarre di fatto fino a lunedì 24 luglio. La scadenza è il 23 di luglio, ma cadendo di domenica, lunedì 24 è l'ultimo giorno per presentare e inviare il modello 730 all'Agenzia Entrate. Fatelo prima, diciamo, questo è il consiglio. Sì, sennò poi i nostri sportelli sono aperti, quindi fino all'ultimo giorno tranquillamente uno si può presentare. Però non dimentichiamoci di un altro adempimento che è l'Imulatasi, vero Graziano, di cui magari poi accennerai. Anche perché ci siamo, no? Perché viene prima, Quasi. arriva prima questa. Allora, perché avevano parlato appunto del famoso tax day che doveva raggruppare in un'unica giornata la liquidazione di tutte le imposte, però l'unica cosa che è rimasta fuori, hanno fatto il tax day in linea di massima, che è il 30 di giugno. Ma è rimasto fuori da questo tipo di normativa, è rimasto fuori Imuetasi, che è il 16 di giugno, per cui la scadenza è sempre quella originaria, per Imuetasi è il 16 di giugno. Per cui
tutte le persone che sono ancora in condizione, dico sono ancora perché l'abitazione principale, se si ha la per quanto residenza, non è di lusso, quando si ha la residenza i muetasi non si paga, a meno che non si abbia un secondo garage della stessa categoria catastale, per cui si paga solo per il garage con la rendita catastale più piccola. Traduco? Ho la casa di abitazione di una rendita normale, ho un garage, ho comprato anche un secondo garage perché ho 2 macchine, perché siamo marito e moglie, abbiamo 2 macchine, il secondo garage, siccome è catastato C6 come il primo, l'agevolazione spetta solo su una categoria C6, di conseguenza il secondo... Se butto giù il muro, sono confinanti, butto giù il muro? Sì, bravo, perché la pensi giusta. No, giusto devi per capire. riaccatastare, però Dopo la diventa devi un accatastare unico come C6. unica. Come unità. unico. Sì, è come unica unità. Cosa diversa invece se ho una casa con un garage e un magazzino. Siccome il magazzino viene accatastato come C2, in questo caso l'agevolazione mi spetta su tutti e 3, per cui non andrò a pagare i muetasi. Ricordo appunto 16 di giugno, eventualmente qualcuno scappasse questa data, comunque c'è sempre l'istituto del ravvedimento operoso che permette di pagare un'inezia per i primi 15 giorni, perché paga lo 0,10% di sanzione, e pagherà un centesimo di interesse neanche, e di conseguenza può ancora pagarlo entro il 30 di giugno, eventualmente con una cosa illusoria. Però ricordatevi, Però è bene 16 di giugno, la scadenza. esatto, i mutasi scadenza 16 giugno. Allora ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi ricordatevi appunto le vostre domande, sentiremo anche Giuliana sugli impossibilitati alla firma, quindi ci spiegherà bene. 0422 16 26 798, tra poco. Ore 13, siamo alla CGIL risponde, torniamo in diretta, allora 0422 16 26 798, tra poco iniziamo anche a sentire qualche telefonata, solo un anticipo dei vari temi. Allora, tra quello che avevamo citato prima insieme a Monica, c'era gli impossibilitati della firma. Chi sono? Cosa succede? Allora, gli impossibilitati della firma è una questione che diciamo che non è un problema così grave, sì, che non andiamo a farci del male. Allora, è tanto tempo che si discute su questi impossibilitati alla firma. Innanzitutto, chi sono gli impossibilitati alla firma? Allora, sono quei soggetti che nel documento di identità al posto della firma riportano la dicitura o sotto la fotografia dove normalmente si firma, o impossibilitato alla firma o non firma. Okay? Fino adesso il problema per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, l'ISE espressamente era stato scritto su una circolare del 2015 che non c'era un problema per gli impossibilitati alla firma, non si firmava, si allegava al documento di identità. Adesso si è aperta un attimo una discussione per quel che riguarda la dichiarazione dei redditi. Okay? Allora, innanzitutto aprirei prima una parentesi, ci sono 2 tipi di impossibilitati alla firma, quello impossibilitato per motivi fisici, sono paralizzato, per motivi X non posso firmare, e poi gli impossibilitati alla firma perché incapaci, l'anziano che ha l'Alzheimer, l'anziano che non è in grado di prendere decisione, di firmare proprio perché ha impossibilità, incapacità di decidere anche. Okay. Adesso si è aperta questa discussione, il 20 di aprile c'è stata un'interrogazione alla Camera di alcuni deputati dove chiedevano appunto come comportarci, proprio c'era il quesito in merito ai CAF, diceva questa interrogazione che è stata anche fatta con discussione diretta, okay, per cui ne hanno discusso e hanno chiuso la discussione la giornata stessa, dove diceva ci sono tanti dubbi in merito al comportamento che devono tenere i CAF con gli impossibilitati alla firma. Perché viene fuori questo? Perché il DPR 445 del 2000, giusto, dice che per quanto riguarda le dichiarazioni fiscali non vi è obbligo di firma. Perché non è che è una dichiarazione fiscale, io dichiaro i miei redditi, i miei patrimoni, i miei oneri, punto. La questione nasce in merito a tutti gli adempimenti collegati dalla dichiarazione fiscale, che uno pensa cosa sarà. Allora, la privacy. Esatto, cioè nel senso che a questo punto le persone devono essere accompagnate da qualcuno, forse quello uno dei problemi. No? Sì, non sempre la persona può venire però non è proprio così. Allora, i documenti che necessitano di questa cosa in più sono la privacy, il consenso Q,
cioè noi se dobbiamo scaricare la CUD dal sito dell'INPS abbiamo bisogno adesso ti spiego come, ti dico i documenti e poi ti spiego qual è la soluzione. Okay? No, anche perché probabilmente non è un problema limitato, cioè stiamo parlando soprattutto nei casi di anziani, di tante persone. Sì. Il consenso Q è la delega per l'accesso alla precompilata, perché sono comunque dei documenti che sembrano abbastanza banali ma non lo sono, perché la persona dovrebbe esprimere una scelta in merito a dare un consenso di una privacy piuttosto che no, e l'8, il 5 e il 2 per 1000, scusa, l'8, il 5 e il 2 per 1000, anche questi sono collegati a questo problema dell'impossibilità alla firma. Quindi dichiarazione fiscale non necessita di firma, queste sì. Allora, la discussione che si apre è questa. Allora, se la persona è impossibilitata alla firma per problemi fisici, non c'è problema, lo accompagna un familiare, coniuge, figlio, comunque un familiare, e se io fisicamente non posso firmare, lo stesso assevera il fatto che la decisione è stata presa dalla persona X. Okay? Lo stesso vale per i ciechi, che sono impossibilitate alla firma. Le persone con cecità non hanno problemi perché vengono accompagnate giustamente, appongono una X e la persona che l'accompagna, che sia sempre familiare, parente dice che come testimone al momento in cui viene redatta la dichiarazione e tutti gli altri documenti collegati. Il problema sorge per gli incapaci, perché questi soggetti dovrebbero avere un tutore, un amministratore di sostegno. Diciamo che adesso i casi di queste situazioni sono abbastanza limitati, però bisogna capire che nel momento in cui noi abbiamo avuto qualche caso fino adesso, solo che forse essendo una cosa recente i comuni non sono ancora informati di queste situazioni, per cui allora questi documenti devono essere, fra virgolette, asseverati da un pubblico ufficiale. Allora noi abbiamo predisposto, mi sono dimenticata di portarlo, un documento accompagnatorio che sia della privacy, che sia del consenso Q, che sia della delega per la precompilata, di andare in comune, farsi mettere il timbro del comune e poi noi possiamo fare la dichiarazione dei redditi. Cioè quindi serve questa documentazione da allegare. Ma la risposta all'interrogazione, diciamo, puntuale in Parlamento? Che cosa... dice appunto, ribadisce questo, dice dichiarazione dei redditi non serve firma, invece per le altre, per i casi privacy, consenso Q e delega precompilata sì. Adesso diciamo che noi stiamo analizzando caso per caso, ad esempio abbiamo dei casi in cui purtroppo la persona nel 2016 quando è venuta stava bene, per cui ci ha firmato privacy, delega, consenso Q. Ne abbiamo avuti 2 o 3 casi che 2 ictus, una trombosi non so, adesso sono impossibilitati, però loro la scelta l'hanno fatta nel momento in cui erano coscienti di quello. E resta la validità? Sì, perché loro l'hanno fatto, certo. Per cui noi diciamo stiamo sollevando la questione, però non facciamo allarmismo, le persone vengono e di volta in volta vediamo il da farsi. E logicamente per i casi più gravi, giustamente se la persona è 90-100 anni si cerca di trovare una soluzione, però bisognerà non solo per i problemi collegati alla dichiarazione dei redditi, là bisogna che le famiglie si mobilitino un attimo per risolvere. Graziano, volevi aggiungere? Sì, volevo solo precisare che il documento che è stato redatto non è a livello provinciale di Treviso, è a livello nazionale, perché è stato fatto dalla consulta dei CAF, per cui ha una valenza sulla base dell'interpellanza alla Camera. Praticamente si è deciso di promulgare questo documento e promuoverlo in tutta Italia uguale, e di conseguenza i comuni in teoria sulla base di questo risultato dovrebbero asseverare quelle scelte di cui parlava Giuliana. Sì, sottolineo perché questo è un caso, giustamente Giuliana ha detto, sono delle questioni magari recenti di cui magari nessuno prima d'oggi se ne è occupato, perché naturalmente l'Agenzia Entrate magari l'ha sollevato di recente, il garante privacy giustamente comincia, e l'abbiamo più volte ribadito, la privacy non è, voglio dire, che mi posso andare in un ufficio a domandare i dati di Giuliano o di Graziano senza autorizzazione, quindi nel momento in cui si fa qualcosa per conto di un terzo, giustamente a maggior ragione se questo purtroppo non ha la facoltà e l'autonomia di poter scegliere da solo, giustamente il garante privacy ti blocca e ti dice se questo non può scegliere devi attivarti. Allora il problema dell'amministratore di sostegno è un problema serio, perché giustamente i clienti che vengono oggi nei nostri uffici e che hanno questa situazione perché hanno purtroppo una persona che si trova in questa condizione fisica, sollevano il fatto che magari vista l'età della persona che ha questo problema non si pensano minimamente
chiaramente di andare incontro a tanta burocrazia e attivare tutto quel percorso che di fatto non è così poi oneroso, ma a volte è costoso perché ci sono poche ancora strutture che danno magari questo tipo di sostegno. Ma questo amministratore di sostegno, questo tutore, diciamo, è un familiare, una persona individuata? Può essere un Cioè deve essere individuata per può forza? essere un familiare come una persona esterna, non c'è vincolo di parentela, è una persona che uno sceglie, può essere anche mio amico, voglio dire, non c'è, è perché ci sono una serie di incartamenti, di carte da predisporre, ed è per questo che chiaramente non mi espongo, ma noi ci stiamo occupando anche di questa problematica e stiamo vedendo come eventualmente prendere anche questo piccolo servizio e poterlo dare eventualmente in futuro a chi eventualmente ne avesse bisogno. Al momento ci sono purtroppo delle strutture che giustamente sono molto costose da questo punto di vista per redigere questa documentazione che serve, e quindi chiaramente le persone, insomma, di fronte Quindi è un servizio che potreste aggiungere? Di fronte, sì, ci stiamo, insomma, stiamo valutando, ma giustamente come tutte le cose lo vogliamo fare bene e ci stiamo attivando per prendere tutte le informazioni naturalmente che sono necessarie per gestirlo al meglio. Il fatto è questo, che giustamente come si diceva, non era una cosa per la quale ancora non era uscito qualcosa, per cui si andava sempre sulla fiducia, anche quando avevo mandare un bonus o qualcosa. C'era la normativa che era un po', ti lasciava il lasco del gioco, adesso con l'interpellanza della Camera praticamente ha messo i paletti serrati e là giustamente... C'era questa esigenza comunque, C'è no? sempre Di chiarire. C'è sempre stata. C'era l'esigenza di chiarire anche questo punto, intendo. Il problema soggettivo, il problema della persona è come raccogliere la scelta, come sceglie la persona, perché il problema sono solo le scelte, perché la dichiarazione di per sé non è un problema. Certo, sono numeri, cifre, Perché dati. purtroppo, per esempio, un esempio dell'8 per 1000, anche il non firmarlo è comunque una scelta. Per cui o lo fai scientemente davanti a una persona che ti dice così, se no no. Telefonata 0422 1626 798, pronto? 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 Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Volevo chiedere alla signora, pronto? Noi la sentiamo, parli pure, Sì, allora volevo chiedere alla signora, mia figlia ha fatto il 730 l'altro giorno e penso che sia giusto come è successo. Comunque lei ha pagato i 70 euro giustamente perché non è iscritta alla CGIL e ha dovuto pagare anche 10 euro per inserimento pratica condizionatore e anche 3 euro per controllo pratica caldaia, che è già da 3 anni che non l'ha mai pagata e quest'anno ha dovuto pagare queste due cose. Allora io volevo sapere, appunto, penso che sia giusto, naturalmente non è che non abbia fiducia di voi. Certo. però una precisazione su questo le dice, quindi... Certo. Sì. Certo. Va bene, grazie, buongiorno. Prego Monica. Buongiorno. Buongiorno, arrivederci. Allora, noi abbiamo un tariffario esposto ed è un tariffario unitario prodotto a inizio anno, pre-avvio campagna fiscale, chiaramente, con altre due organizzazioni sindacali che sono la CISL e la UIL. Abbiamo, come ha detto il signore, gli è stato applicato la tariffa da non iscritto a nessuno dei 3 sindacati e gli è stata applicata una maggiorazione, come esposta nelle sale d'attesa e nel tariffario, 10 euro, perché evidentemente l'intervento che il signore o la persona, il figlio, ha sostenuto, l'ha sostenuta nell'annualità 2016. Quindi essendo il primo anno di inserimento dell'onere, noi da tariffario risulta chiaramente che vi è una maggiorazione di 10 euro per visionare la documentazione come primo anno e quindi l'istruttoria di quella pratica chiaramente comporta una valutazione diversa e quindi ha una maggiorazione dovuta rispetto a quell'onere che naturalmente è di 10 euro perché, ripeto, l'onere è stato inserito per la prima volta sostenuto nel 2016. Certo, e per la caldaia invece una cosa diversa? C'era una maggiorazione di 3 euro che si protraeva avanti perché chiaramente l'intervento evidentemente era stato eseguito nel 2015 presumo e a fronte di un controllo della documentazione sempre a seguito del discorso della conservazione sostitutiva piuttosto che di controlli che fa l'agenzia, da tariffario si evince che il signore gli vengono applicati 3 euro per il controllo eseguito nel lavoro, diciamo, che si porta avanti più annualità, in questo caso la caldaia è una detrazione pluriennale. Allora, dovremo avere il secondo break pubblicitario, intanto vi ricordo appunto di chiamare lo 0422 1626 798, non abbiate paura, lanciatevi, adesso abbiamo sistemato il problema del telefono, vi chiediamo scusa, insomma forse per i primi minuti non siamo riusciti a prendere le prenotazioni, quindi fatelo, chiamate, tra poco.
Torniamo in diretta ore 13 0422 1626 798. Allora, abbiamo discusso di tantissime cose durante la pubblicità, ora le affrontiamo tutte una dopo l'altra. Abbiamo ancora 25 minuti a passare insieme, ma subito le telefonate, visto che ne arrivano. Hai visto, Monica? Abbiamo sbloccato. Esatto, abbiamo sbloccato la situazione, quindi chiediamo ancora scusa, insomma, se avete cercato di prenotarvi poco fa. Pronto? 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 Prego. Pronto? Prego. Volevo chiedere alla signorina Monica, Noi sentiamo molto basso. L'anno scorso mia moglie ha fatto il 730 per i miei suoceri, diciamo, siccome che sono capaci di intendere, però ci vuole la carrozzina, non camminano, e l'anno scorso abbiamo fatto con le deleghe, abbiamo preparato le deleghe, ho preparato tutto, con tutti i documenti, e ha firmato mia moglie, che sarebbe sua figlia. Volevo chiedere appunto se possiamo farlo anche quest'anno, se c'è qualche cambiamento rispetto a queste, diciamo, regole che l'anno scorso abbiamo fatto tutto e è andato tutto a posto. L'anno scorso ha fatto con la signorina Monica, ha detto? Non penso anche di no. Non penso. No, non ho capito. Aveva detto così all'inizio? No. No, ho capito così. Dove è finito? Pronto? Vabbè, credo abbiate capito. Ecco, mi ci sente? Sì, c'è. Basso, ma lo sentiamo, forse. No, lo sentiamo. Sì, però comunque... Basso e Graziano, Basso e Graziano, esattamente. No, possiamo... Comunque, credo abbiano capito il problema di chi va a presentare. Va bene. Sì, posso... Se ci sente, noi adesso le diamo la risposta. Grazie, buongiorno. Esatto, lascio la parola un attimo tecnicamente a Graziano. Posso soltanto dire che la regola di fatto è quella che nel momento in cui io presento la mia dichiarazione, l'ho detto anche prima di fatto, voglio dire, il concetto è questo: quando io vado in uno sportello, che sia pubblico piuttosto che privato, e devo fare qualcosa per conto di un'altra persona, mi serve a delega, voglio dire. Ok, quindi anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi il meccanismo di fatto non cambia, quindi lascio magari a Graziano tecnicamente a spiegare con i termini dovuti cosa è necessario. Allora, quest'anno, a differenza dell'anno scorso, per cui era prevista la delega per la presentazione, visto l'adeguamento anche normativo, c'è la figura del presentatore, per cui se sua moglie presenta la dichiarazione in nome per conto della suocera, verrà prodotto una certificazione, che è questa del presentatore, nel quale il presentatore dichiara di agire in nome per conto della mamma in questo caso, e conseguentemente ha la facoltà di poter ritirare la documentazione e prendere decisioni sulla dichiarazione della mamma stessa. Poi raccoglierà la documentazione che gli verrà data da parte nostra, la farà sottoscrivere alla signora e poi ce la riconsegnerà per la scansione e l'archiviazione sostitutiva. Non è cambiato nulla, c'è solamente il fatto che invece di chiamarsi delega ci sarà la dichiarazione del presentatore, né più né meno. Tutto lì. Esatto. Basta, quindi semplice. Basta. Sì, sì. E quella delega che bisogna fare con voi invece, che cos'è? La delega invece che serve per noi visto che parliamo di serve per poter adire, ricevere. per poter entrare nel cassetto fiscale del contribuente, e serve per avere il flusso dell'Agenzia delle Entrate, verificare cosa, il sostituto di imposta, l'ASL di competenza, tutte le spese che abbiamo sostenuto se sono state trasmesse col flusso. Permettono a noi di fare il controllo della dichiarazione, di verificare se per caso è sfuggito un documento anche da parte del contribuente. Supponiamo Monica viene da me a fare la dichiarazione, viene con la Q della Servizi Treviso, si dimentica che magari è una Q dell'INPS, oppure dell'INPS perché magari ha preso un'indennità, oppure dell'INAIL perché magari ha subito un infortunio, per cui magari non viene così col documento in mano perché non si è dimenticati di scaricarlo con il suo PIN personale. A noi con quella delega riusciamo a vedere praticamente se l'INPS, l'INAIL o quant'altro ha scaricato una Q di questo tipo, evitandogli l'omessa dichiarazione di quel reddito e dandogli la sicurezza di agire. Poi parliamo di spese per lavori in condominiali anche, dopo? Visto che abbiamo citato IMU e anche TAS. l'assicurazione. Assicurazione, ok. Telefonata, pronto? Sì, buongiorno, Nadia da Treviso. Nadia, buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo chiedere al signor Graziano. Ho dato la casa, la seconda casa, diciamo, come ho dato uso gratuito al figlio. Sì. Ho fatto il contratto registrato all'ufficio registro per avere la riduzione del 50%. Sì. Quest'anno mi è arrivato dal comune l'F24 già compilato e mi trovo il garage che è
di pertinenza della seconda abitazione l'importo di 16 euro dell'IMU e lattasi. L'anno scorso non me l'hanno fatto pagare perché non superava i 12 euro, mi sembra, e dunque non si paga niente. Certo. Questo mi hanno detto. E quest'anno invece dal comune che mi è arrivato il VF 24 me lo trovo, come mai? me lo trovo in pagamento. Allora, potrebbe essere che sia uno dei comuni che ha già deliberato le aliquote IMU Tasi per l'anno 2017, perché ricordiamo che l'IMU si paga 2017. È Treviso la signora, se non ricordo male. Nadia, lei abita a Treviso, giusto? Comune? No. Treviso. Esatto. Potrebbe essere, adesso a memoria, se ho controllato, c'era una quarantina di comuni all'altro giorno che avevano già deliberato l'IMU Tasi 2017. E con ritocchi al rialzo, vero? Può essere? Potrebbe avere... Perché se non ricordo male, proprio Treviso... dopo devo andare a controllare, perché in alcuni casi, siccome... Vi posso salutare, arrivederci. Sì, va bene, grazie Nadia, buongiorno. Tranquilla. Allora, può essere che il minimo da versare sia cambiato e l'aliquota sia cambiata, perché potrebbe anche essere successo che l'anno scorso, se l'aliquota era inferiore, giustamente come dicevi, 12 euro, lei non avesse dovuto pagare l'IMU. Ma siccome questo limite minimo edittale si chiama, lo definisce il comune con un regolamento comunale, una deliberazione comunale e una variazione del regolamento, bisognerebbe andarlo a vedere. Lei eventualmente, se vuole passare presso i nostri uffici, guardiamo un attimino che cosa è successo con la nuova delibera e perché gli hanno inserito questo garage, perché l'unica cosa che mi viene come sospetto è che magari fosse cambiata un attimino la rendita catastale dell'immobile, che non avessero magari sbagliato ad applicare o una percentuale o qualcosa, perché in teoria non dovrebbero esserci grandi svarioni, perché ho sentito anche che per le pertinenze, alcuni comuni per le pertinenze, giusto l'altro giorno si parlava in coordinamento regionale, che alcuni comuni per le pertinenze hanno escluso la pertinenza praticamente dal beneficio del 50%. Del comodato gratuito, bisogna verificare il regolamento e la variazione di regolamento. Vado a memoria, secondo me è meglio che poi ne approfondiamo anche con i telegiornali, perché secondo me c'è un ritocco invece di IMU e Tasi e proprio a partire dal comune di Treviso. Allora, facciamo così, Nadia, poi seguiamo, perché chiaramente non sono notizie sulle quali si dà ma sai qual è il problema? Una grande comunicazione, clamore. Ecco, diciamo clamore, però cerchiamo noi di capirlo, perché mi era già arrivato l'orecchio. No, il discorso è questo, che l'acconto si paga in base all'aliquota dell'anno precedente, per cui anche se fosse cambiato, ritoccata adesso, sì, poi si sistema col saldo, per cui noi stiamo facendo quello che è da normativa, sì, non è... Però se è stata ritoccata dal comune, diciamo, siccome quando lo si vede l'effetto? No, ma siccome un importo inferiore, le due rate sarebbero comunque inferiori ai 12 euro per normativa, regolamento comunale, soprattutto Treviso, i 16 euro che viene a pagare li vuole tutti a giugno, non li vuole a dicembre a saldo, li vuole in preventivo, non in consuntivo. Perché un'unica rata andrebbe pagata entro il 16 giugno, forse ha fatto questo tipo di ragionamento, però devo verificare, guarda, dopo verificherò la delibera e ti faccio sapere. Ecco, allora pubblicità, ci rivediamo tra pochi istanti. Ore 13, insieme alla CGIL risponde, torniamo in diretta, tasse, vi aiutiamo noi, quindi approfittatene, 0422 1626 798. A proposito, scadenze? Sì, ricordiamo... Esattamente, abbiamo parlato di 16 giugno, però volevamo anche ricordare l'adempimento del 30 di giugno, che è la scadenza per il pagamento delle imposte IRPEF addizionali tramite F24 per tutti coloro i quali utilizzano il modello ex unico redditi PF adesso. Noi come CAF CGIL ci stiamo adoperando per fare in modo, sì, poi Graziano Mari mi ricorda anche un'altra roba che anche non so... 7.30. Anche 7.30, bravissimo, esattamente, ma poi la Giulia lo ricorda. E noi ci stiamo adoperando come CAF CGIL per fare in modo di anticipare il più possibile gli invii delle dichiarazioni che abbiamo elaborato, per consentire sostanzialmente a tutte le persone che l'hanno presentato di poter percepire regolarmente entro i termini regolari previsti da normativa nel mese di luglio eventualmente i rimborsi, principalmente perché col 7.30 quello è il meccanismo, piuttosto che pagare gli eventuali debiti. Poi ci sono tutte le sfumature 7.30 con, non, senza sostituto, e quindi la Giulia adesso ci dà tutti i dettagli. Giuliana?
Anche sul conguaglio, ci devi dire. Quindi... Sì, sul conguaglio. Io oggi guardo tutto quello che gira attorno al mondo, sono le 7.30, perché non hai fatto solo di fisco il 7.30 e le dichiarazioni di redditi, c'è anche tutto il mondo che gira intorno. Allora, quando si finisce il 7.30 uno pensa di aver finito e invece là si apre un mondo, è il mondo dei conguagli. Ok, i 7.30 col sostituto, cioè i 7.30 delle persone che hanno un datore di lavoro nei mesi di giugno, luglio e agosto, ok, hanno il conguaglio nella mensilità di luglio. Quindi i dipendenti pubblici che prendono lo stipendio il 27 luglio avranno il conguaglio nella mensilità di luglio. Invece i dipendenti che prendono lo stipendio, ad esempio mettiamo il 10 di agosto, avranno il conguaglio del modello 730 al 10 di agosto. Questo se la persona si reca nei nostri uffici appunto entro il 30 di giugno, per cui inviamo il 730 entro il 30 di giugno. Se invece la persona, il soggetto, il cittadino viene presso i nostri uffici a luglio, che comunque il termine per fare l'invio telematico è sempre nella norma, si può inviare entro il 24 di luglio, slitterà di un mese il conguaglio. Okay? Per cui noi invieremo, mettiamo un soggetto, viene il 15-16 di luglio, noi lo inviamo normalmente entro il 24, logicamente dovremo inviare il conguaglio al sostituto d'imposta al datore di lavoro che dovrà effettuare il cedolino paga, per cui diciamo che qualcuno riesce a farlo anche con la mensilità di luglio. Non tutti, perché comunque non sono obbligati a farlo perché slitterebbe col mese di agosto preso a settembre. Per i pensionati invece stesso discorso, se l'invio, cioè la persona, il pensionato, viene presso i nostri uffici entro giugno, noi per quello cerchiamo di mandarne via il più possibile, facciamo diversi invii telematici, come diceva Monica, già a giugno, quindi il pensionato viene a giugno, riesce ad avere il conguaglio, i pensionati lo hanno fra agosto e settembre, perché il numero di pensionati è altissimo, l'INPS non riesce a fare i conguagli tutti col mese di agosto. Se invece il pensionato viene nei nostri uffici nel mese di luglio, potrebbe averlo fra settembre e ottobre. Certo. Per cui i tempi si allungano. Per quel che riguarda poi, vabbè, senza sostituto, le scadenze dei senza sostituto alla fine sono le stesse del modello unico. Se un soggetto fa un 730 senza sostituto, vuol dire che non ha un datore di lavoro giugno, luglio, agosto, dovrà pagare l'F24 con le stesse scadenze del modello unico, quindi con la scadenza del 30 giugno. Là, come nell'unico, c'è la possibilità comunque di rateizzare. Okay. Per cui queste sono le scadenze. Un'altra scadenza, ci sono diverse tipico scadenze. Caso del sostituto d'imposta, lo diciamo sempre, è chi ha un... Senza sostituto, no. la badante senza sostituto. È la classica senza sostituto. In famiglia. Sì, perché la famiglia non funge da sostituto d'imposta. Diciamo che poi altre scadenze importanti, chiusa la partita del 730 vero e proprio, è settembre per le persone che devono togliere la seconda rata d'acconto. Mi raccomando, se qualcuno è venuto nei nostri uffici quando ha fatto la dichiarazione dei redditi, gli sono scaturiti degli acconti alti, noi di prassi il primo acconto gli consigliamo di pagarlo, perché non si sa mai fino alla fine dell'anno cosa può succedere. Però il secondo acconto gli consigliamo, se quest'anno ha una situazione stabile, lavora tutto l'anno presso la stessa ditta, perché di solito chi va a pagare tanto sono i soggetti che l'anno precedente avevano avuto 2 o 3 rapporti di lavoro, gli diciamo di passare presto nei nostri uffici per togliere il secondo acconto, in modo che non venga trattenuto nella mensilità di novembre. Il problema sono i pensionati però. Ad esempio la persona che a giugno 2016 lavorava e poi è andata in pensione, di solito scaturiscono, tutti arrivano di solito, si siedono noi tutti felici perché sono in pensione e poi devono pagare un mucchio di soldi. E noi gli ricordiamo, quando dico sono andato in pensione felice. Preghiamo, ok. Per quando non arriva la pensione, cioè non è in ritardo. Esatto, dopo mesi. Allora, devono stare attenti a rispettare la scadenza di settembre, perché se un soggetto mi arriva il 1° ottobre, non ci sono santi e madonne e non si può togliere l'acconto, per cui l'acconto verrà trattenuto normalmente. Ho capito. Rimborsato nella dichiarazione. Viene rimborsato, però sai, magari a volte sono anche migliaia di euro, perché mentre il primo acconto e il saldo IRPEF si possono rateizzare, il secondo acconto no, e che il secondo acconto è il 60% dell'IRPEF dovuta.
Poi altra scadenza vabbè importante, poi lascio Graziano parlare delle assicurazioni, è quella per gli integrativi, però magari io faccio solo presente, poi avremo tempo nelle prossime volte, che è il 25 di ottobre, se una persona si accorge di avere dimenticato un onere, un'assicurazione, una spesa medica, la spesa dentistica, viene nei nostri uffici entro il 25 ottobre e gli facciamo l'integrativo. 7,30. E ha un costo, cioè, perché per il ritardo in qualche maniera, no? Ma agosto si possono, allora finito il 7,30 fino al 24 di luglio e il morto là. Dopodiché si può fare l'unico. Se una persona si dimentica di fare la dichiarazione dei redditi non è che è finita là, c'è il tempo per fare l'unico, comunque tardivo fino a dicembre, comunque adesso è cambiato, può farlo anche oltre dicembre. Okay. Entro il 7° anno, sì. Se omessa. Hanno allargato purché venga fatta la dichiarazione dei redditi. Si può sanare in qualsiasi momento. Si può sanare comunque, questo è importante. Purché si paghi, si può fare in qualsiasi momento. Esatto. Graziano, sulle assicurazioni invece che novità ci sono? Sì, visto che abbiamo parlato all'inizio anche degli scontrini, abbiamo rievocato non solo gli scontrini, di quell'articolo che tu hai lì davanti, perché abbiamo lanciato per i fabbricati, sasso. Perché... 2 secondi. Allora, per le assicurazioni una cosa, comunicazione di servizio, abbiamo riscontrato che quando vengono i nostri contribuenti a fare la dichiarazione di redditi, sono titolari, pagano dei premi di assicurazione, sia esso per invalidità, morte, infortuni, tutte quelle le assicurazioni previste per la detraibilità. Le certificazioni che vengono prodotte dalle compagnie assicurative, alcune sono complete, alcune sono incomplete. Verificate prima di venire al CAF, dal commercialista o chi che sia, possibilmente al CAF CGIL, perché insomma lavoriamo anche bene, ne abbiamo tante persone, e di verificare se c'è il contraente e l'assicurato espresso, perché altrimenti dobbiamo mandarvi a casa a prendere il contratto di assicurazione, perché questa qui, che è la circolare 7, che è la Bibbia e la guida famosa della dichiarazione dei redditi, che ci permette di applicare il visto di conformità, dice che il CAF, prima di asseverare una spesa di assicurazione, deve controllare chi è il contraente e l'assicurato. E l'assicurato può essere o il contraente stesso o un familiare a carico. Altrimenti la detrazione non può essere goduta. Se noi non abbiamo nell'attestazione chi è l'assicurato, non possiamo esplicare questo controllo, quindi la spesa verrà respinta. Chiaro. Tornando all'articolo che invece io ho davanti, riallacciandomi anche al discorso delle successioni di Monica e quant'altro, è successo che l'Agenzia del Territorio, ovvero il Catasto, si è resa conto che praticamente, per esempio, in caso di decesso di un usufruttuario, non veniva mai esplicata la pratica di riunione di usufrutto, ovvero non veniva cancellato l'usufrutto della persona deceduta e reintegrato il diritto di titolarità di proprietà del bene immobile del vivente. Oppure non sono mai stati accatastati determinati immobili, non è stata mai aggiornata la posizione catastale perché non è stata presentata semplicemente la successione. Praticamente è di stamattina purtroppo che ci sono delle costruzioni fantasma addirittura costruite su mappali di terreni intestati ancora a persone decedute all'inizio del Novecento, e di conseguenza adesso fanno sì che questo immobile non sia tassabile perché non c'è la titolarità, perché magari la persona è morta. L'avrà ereditato qualcuno, no? Ma non è automatico, perché la pratica di successione deve essere fatta da parte, l'erede deve muoversi. Quindi di fatto farla, non è fatta d'ufficio. Non è di nessuno, questo non è è il di fantasma nessuno, per questo? ed è un intralcio all'attività di controllo. Ed è questa una motivazione per cui l'Agenzia del Territorio sta guardando appunto di verificare le posizioni, anche perché questo fa sì che l'Agenzia delle Entrate recuperi dei soldini, perché bene o male le posizioni si sono aggiornate, ci sono state anche delle costruzioni addirittura con diritti strani, certificati. E poi non è aggiornata la posizione catastale. Chiaro, allora, certo. Se uno vuol prendersi per tempo e sa di non avere questo tipo di, avere questo tipo di posizione, può ancora metterla a posto prima che gli arrivi l'accertamento magari dall'Agenzia del Territorio. Noi siamo qui perché è un servizio che Quanti immobili stiamo parlando? C'è un conteggio? Allora, per 700.000 edifici. In tutta Italia? In tutta Italia. Mamma mia. Sì. Cioè 700.000 edifici sono per cui, tanti, per cui esempio, sono state rilevate delle irregolarità per quanto riguarda la posizione catastale. In questo caso è anche di giorni scorsi che abbiamo potuto rilevare che avevamo degli atti notarili che dicevano una cosa, guardavamo la visura catastale ed era tutt'altra cosa.
Per sistemare la posizione bisogna fare un'istanza cosiddetta di riallineamento, che è riposizionare, attualizzare la situazione. Questo per esempio è una cosa che possiamo fare noi come servizio, il nostro servizio successioni ha il personale per poterlo fare. Telefonata flash davvero perché siamo in chiusura, pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Sono Aldo da Venezia. Buongiorno. Senta, avrei bisogno di un'informazione. Io ho il precompilato, ce l'ho già, se non che dovrei fare il conteggio. Ho fatto il conteggio che mi aspetterebbe con tutte le mie medicine che ho fatto. Prenderei 29 euro e dovrei darne 30 euro alla cassa perché mi facessero questo costo. Non mi conviene, non importa, questo è a posto. La famosa scelta per l'8, il 5, tutte quelle cose, per 1000. La busta la posso fare? Da dove la devo fare? Dove la devo imbucare? Sono di una certa età, mi trovo un po' in imbarazzo. Lei, se vuole esplicare la scelta dell'8 per 1000, può rivolgersi alla posta. Può consegnare il modello della scelta dell'8 per 1000 presso un ufficio postale. Lo prevedono le istruzioni. Lo prevede l'istruzione, le danno la busta, verrà chiusa e dopo verrà No, ce l'ho. Grazie. Con le poste quindi, e chiedano esplicitamente per questo. Grazie Ennio, buongiorno. L'altra cosa velocissima, Flash, siamo già che fuori. erano gli altri fabbricati invece, stanno controllando, ci sono 1 milione di avvisi di accertamento per tutti i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità. C'era stata famosa nel 2012 l'ultima chance per poter fare la sanatoria per sistemare le posizioni, molte persone a questo punto non l'hanno fatta, per cui si può ancora sanare con l'istituto del ravvedimento operoso prima che arrivi l'accertamento, se no arriverà l'accertamento e ci sarà la riduzione della sanzione a 1/3. La sanzione minima va da 1.032 euro la leggo, a 8.264 euro, riducibile a 1/3, qualora arrivi l'accertamento a casa. Per cui noi non trattiamo moltissimi questi fabbricati, però nel 2012 dovevano essere tutti trasferiti all'urbano se avevano perso i requisiti di ruralità, ovvero se non ero più coltivatore diretto. Chiaro. Monica, chiudiamo? Flash? Solo Tasse per dire... e non solo, vi aiutiamo noi. Ma questo non vale, devi pagarci i diritti a questo Devi punto, pagarli il a te. titolo. Va bene, allora grazie a voi per essere stati qui con noi stamattina, a chi ci ha seguito da casa, ricordatevi che ci rivediamo giovedì prossimo e che i telegiornali cominciano stasera a partire dalle 18:30, poi c'è 20:10. Buongiorno.